Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo in Catalogna e ragazzi, prima volta che passo al Q3, sono decimo in griglia, veramente una grandissima soddisfazione. Adesso l'obiettivo è chiaramente fare una gran gara e cercare di portare a casa più punti possibili. Andiamo, Gran Premio di Spagna. Vai raga, rock and roll, miglior qualifica in carriera, prima volta in Q3. Vai. Speriamo di non perdere troppo in partenza, visto che sappiamo che le partenze ormai sono il mio tallone d'Achille, ne perdo una dal Grogi. Si prova anche Perez, stai buono Perez. Vara, addirittura two position lows, in un inglese che ormai è di madrelingua. Perdere così le posizioni no, però. Come si butta, bravissimo, e se le riprende con arroganza. Se le riprese con arroganza il Kuma, adesso vuole prendersi anche la nona. Ok, mamma mia che rischio, total risk. Mamma mia. Ok, Hulkenberg se ne sta un po' andando e vado lungo. Vabbè, almeno non abbiamo perso posizione, va bene così, addirittura il Grosjean ha le hard. Attenzione, gomme hard per il Grosjean. Gomme hard per il Grosjean, quindi lo possiamo distanziare. Fastest di Charles. Fastest di Charles. Ok, il primo giro è andato, ne restano solamente 32. Perché dopo un po' di qualifica voglio fare qualche punto. Voglio portare punti alla McLaren in questo primo anno, deve essere l'anno del riscatto, per poi il prossimo puntare a qualcosa di più grosso. Quest'anno sarà un po' impossibile fare podio, vincere gare, salvo miracoli. Quest'anno dobbiamo fare i più punti possibili, sviluppare la macchina nella maniera migliore per poi il prossimo anno cercare invece di fare il salto di qualità. Cerchiamo di non scaldare troppo il motore, teniamo un po' standard, che se no il motore si surriscalda troppo e sono dolori. Dobbiamo cercare di prendere il più possibile dal Grosjean che ha le hard. Ha due mescole più dure rispetto alla mia, no, bruttissimo errore questo, è avvertimento anche, doppio errore pauroso, la curva presa malissimo, calma Come, non possiamo sbagliare la gara con la miglior qualifica, cioè sarebbe veramente ridicolo. Alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Sarebbe veramente ridicolo. Cerchiamo di prendere il ritmo che serve per fare una buona gara. Hulkenberg purtroppo se ne sta andando e questa cosa non mi piace. Questa cosa purtroppo non mi piace. E dobbiamo prendere il più possibile da Grosjean. Anche perché non avremo due soste. Si parte con le soft, poi medium. Mamma mia, fa la leggera scodata. Dai cavolo, dai, tira fuori la prestazione della vita Kuma. Ok. Molto good. Perché ci stiamo riavvicinando un po'. Importante rimanere in scia della top 10. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Va bene boss.
molto bene. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Adesso cominciamo ad avere il nostro ritmo. Cominciamo a girare con il nostro ritmo. E questo è importante. Questa è la curva un po' che ci dà problemi, rischiamo sempre il testacoda. Distacco dall'auto davanti, 2,6 secondi. Purtroppo perdiamo qualcosina ancora da Hülkenberg. Dobbiamo consolidare il 10° posto quantomeno, questo sì lo dobbiamo fare. Anche perché fra un po' comincia la girandola dei box. Per il momento nessun ritiro. Box, rientriamo in questo giro. Ma è vero che le gomme non sono messe bene a livello di percentuale, però io non le sento male, sinceramente. Adesso vediamo che sono proprio curioso di vedere quali sono i miei tempi sul giro. Siamo ancora in linea con le prestazioni migliori mie. Io aspetterei un attimo perché non voglio neanche andare troppo prima. Attenzione, la vettura alle tue spalle monta gomme più nuove delle tue. Norris alle medium. Norris supera il Grosjean. Però li vedo ancora Hülkenberg e gli altri, quindi tutto sommato non stiamo andando male, dai. Ci vuole un po' di pazienza. Box. No, sento ancora bene la macchina, sinceramente, io aspetto. Anche perché non sta andando nessuno e se non va nessuno e vado solo io, ne perdo troppo. Devo continuare. Norris chiaramente ha un ritmo migliore, quindi sicuramente recupererà qualcosa. Solo che si vuole più bagarre, finora gare troppo ordinarie per gli standard come indiani. Il distacco è 3,6 secondi. Sì, lo so. Sta recuperando Lando, ma è chiaro. Alla mia stessa monoposto, le medium, che per carità sono inferiori di prestazioni rispetto alle mie, ma sono molto meno usurate. Devi rientrare ai box a questo giro. Vediamo se qualcuno rientra. Qualcuno rientra ai box. Provo a stare in pista ancora, ragazzi, devo assolutamente. Bottas è rientrato. La carica della batteria è bassa. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Body box con 2 giri di ritardo, diciamo. Ma mi tocca. Lando è comunque vicino, Lando. Ok. Adesso quando esco dovrò fare veramente dei giri importanti, raga.
Pensavo una gara diversa sinceramente dopo le super qualifiche, invece forse la gara con più difficoltà. Una gara non facile. Dai dati risulta che le gomme si stanno usurando. Se il degrado è troppo alto, valuta una sosta ai box. Infatti devo venire, stronzo. Qua vado un po' lungo. Ok. Box, vanno tutti ai box adesso. Ho preferito copiare, tra virgolette, la strategia degli altri per non rischiare. Vai, Ok. vai! Madonna, addirittura ultimi finiamo. Abbiamo ancora una sosta da fare. Ultima sosta prevista. Ai ai ai. Siamo addirittura in ultima posizione. Adesso dobbiamo cercare di recuperare un po' su Perez e gli altri e capire con la girandola dei box che succede. Mamma mia, qua un sorpasso, diciamo. Bello, No! che sorpasso. Meno male che non ho danneggiato niente. Ecco, adesso arriva il sorpasso pulito, meglio così, meglio sorpassarli così. Devo recuperare anche velocemente, raga. Anche perché dopo c'è Monaco, se non faccio un bel risultato qua rischio di fare due risultati da culo. Sinceramente non è l'obiettivo. Ok, la vettura alle tue spalle ha subito un danno all'ala anteriore. Dai, c'è una Renault box, c'è una Renault box. Dai, spingi su sto catorcio infernale. Ecco, danno anche all'ala. L'ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Danno anche all'ala per fare le cose di velocità. Gara da buttare. Ma vaffanculo, Dio santo, Kubica di merda. Ma spostati, hai un catorcio di macchina, spostati, Madonna del Signore. Adesso devo fare 20 e passeggeri con l'ala leggermente La danneggiata. vettura che ti precede è 2,6 secondi. Peggio di così non poteva andare sta gara, che pensate la miglior qualifica e sto facendo la peggior gara. Bene. Sono le soddisfazioni della volta. Sicuramente dovrò stringere i denti. I tuoi tempi sul giro sono di un secondo più veloci di quelli del pilota che ti precede. Continua così. Nonostante il danno. Peccato veramente. Attenzione, ok, possiamo farti Attenzione. fermare questo giro. Problemi per Magnussen, godo che è il mio rivale. Problemi per Magnussen, molto bene. Perfetto, Magnussen fuori dalla gara. Pronti, vai. Oh, mamma mia, quanti problemi. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ok.
Siamo 15esimi. Ho recuperato qualche posizione, ma siamo ben lontani dall'obiettivo scuderia dei punti. Incredibile, miglior qualifica, peggior gara, questo è il cuore. Se devo fare giri importanti, se voglio recuperare qualche posizione. Tanto Magnussen fuori, per fortuna. Così almeno la rivalità con Magnussen non la perdo. Il problema è che escono safety car, virtual safety, cioè tutto troppo ordinario, non mi piace. Io ho bisogno del bagarotto per poter fare grandi risultati, soprattutto con le macchine meno performanti. Manca ancora tanto comunque, manca ancora tanto, c'è tempo di recuperare. Sembra che la vettura dietro di te abbia qualche problema relativo alla quantità di carburante. Approfittane per aumentare il distacco. Purtroppo non ho la macchina al 100% e questo purtroppo lo sento. Però va bene, mai paura, qualcosa riusciremo a combinare lo stesso. Tanto Butler ha fatto la sosta, noi comunque davanti. Questo fa capire che veramente è un disastro. Dai, che però Albon c'ha le hard. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Albon ce lo pappiamo, almeno Albon sicuro. Non penso altri però, purtroppo. Adesso il ritmo è buono. Dai. Tanto i primi vanno nei box, beati loro. Per favore riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ho visto, sì. Dai che Albon, no, forse anche Norris. Veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Il distacco dalla Raikkonen ha risolto i suoi problemi. 2,1 secondi. Sto guidando male, però sono... Perché sto cazzo di alettone, ma non ce l'ho qua, sto robo di... Primo vero errore del Kuma in carriera. Ciao Albon, ciao amore mia. Ok. Il distacco dalla vettura davanti è 2,7 secondi. Oh, adesso Albon rirompe i maroni, non mi prendo all'esterno e ciao Albon. Ok, 14esimi. Cerchiamo di prendere Lando, che anche lui è il nostro rivale. Cerchiamo di prendere il piccolo Lando e speriamo in qualche ritiro davanti, speriamo in qualcosa, Cristo di Dio. Possibile che non succeda niente. Per carità è vero che si è ritirato l'unico pilota che doveva ritirarsi, cioè Magnussen, però... non basta purtroppo. Non avrei mai pensato di fare la gara più difficile con col primo Q3 carrieroso. La Formula 1 purtroppo è anche questo. Comunque la McLaren fa fatica perché anche Lando con strategia riprendo la gara, abbiamo ripreso Russell, ma disastro purissimo. Peggior gara, miglior qualifica e peggior gara. Questo è il culo. Secondo me l'ala alla fine non ha neanche influito troppo. Dai. Mamma mia, ho che rischiato. Devo abbassare un po' la miscela, se no il motore, ciao. Mamma mia, ma neanche Russell riesco a prendere. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Mi fa piacere.
adesso deve essere il sorpasso su Russell. Che non riusciva a farlo, è quasi comico. Involuzione McLaren. Purtroppo. Non capisco il perché. Come ci prova, ai ai ai. Per favore, riduci l'erogazione. Più di degli rabbia ABS. che di altro, Abbiamo vai. bisogno di È caricare andata, la raga. batteria. Troppi errori, troppi errori. Tutto quello che potevo sbagliare l'ho sbagliato. L'ala danneggiata, sorpassi un po' così, ritmo che non c'è. Dalle stelle alle stelle. Ok, il distacco è 13,1 secondi. Bisogna riflettere a walking in casa McLaren per capire i problemi di questa McLaren dopo belle gare, dopo una qualifica da sogno, un Q3 meraviglioso. Non siamo riusciti in gara a dimostrare il nostro valore, anzi. Male. Dobbiamo ringraziare che siamo davanti ai nostri rivali. Almeno quello, con Magnussen ritirato e Norris dietro di noi. È una magra consolazione per una gara che doveva finire meglio, cioè quantomeno io mi aspettavo un nono posto dopo un po' di qualifying session, e invece gara disastrosa con errori kumendiani a destra e manca. Inizia il final Sei lap, all'ultimo giro. ultimo giro, vince Leclerc che quasi ci doppia. Attenzione che torna Russell, ma come cazzo è possibile che la Williams rompa i maroni? Vince ancora la Ferrari che si dimostra la forza numero 1 di questo mondiale per il momento. Per noi solo tanta delusione. Dovremmo riflettere Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. sul perché è andata così male. Gara da dimenticare sotto tutti i punti di vista, a mio parere. Salviamo solo la qualifica e ripeto il fatto che siamo in vantaggio sia su Norris che su Magnussen. L'unico ritiro della gara ha rotto il motore davanti a noi, proprio Magnussen. Ma per il resto male. Gara da dimenticare per la McLaren. Ok, prendi la gomma e portala a Sì, casa. porto il tuo pene a casa. Che I bello, trionfatori di oggi. Gara spettacolare Charles. e prestazione impeccabile da Charles, parte della Gigi, Ferrari. Vettel, La beati storia loro. non inganna e nessun appassionato. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Con lo straordinario risultato di oggi, Charles Siamo Leclerc passa undicesimi. al comando della classifica. Luca Filippi, dopo questa Costruttori, giornata sesti. incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Lucas Weber, non ho dubbi. Lucas del Cazzus. Ottimo lavoro oggi. Sentiamo le tue impressioni. Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? Sinceramente non mi ricordo quando. Oggi c'è stato qualche piccolo scontro. Di chi è la colpa, secondo te? Beh, grazie lo stesso. Non parlo, dopo una weekend così posso solo restare zitto. E si va a Monaco. E si va a Monaco a bestemmiare in polacco antichissimo.
Ok, siamo in vantaggio con tutti e due. L'unica soddisfaction però perdiamo. Mi spiace per il risultato. È stato un weekend Lo so. difficile. Sembra che anche uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento Quanta storico. nel senso finale sarà Potrebbe essere equilibrata. l'occasione giusta per Siamo alla pari come pubblicizzare la guida vostra con rivalità sulla Butler. stampa E sfide aumentare la tua tese. popolarità. Una strategia chiara su date la sessione di prova. Cioè, contento Weber della strategia. Sta andando benissimo all'interno del team. Bene, vuole fare progressi Butler. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano. Sono molto deluso. Ciao!